Buongiorno a tutti, siamo qui per rispondere a alcune domande relativamente all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in rapporto alla situazione che si è determinata. Ci sono una serie di domande che vengono rivolte quotidianamente dagli operatori sindacali, specialmente rispetto alle procedure che si devono adottare in questa situazione. Allora, le procedure che si devono adottare sono quelle che riguardano la modalità di richiesta della cassa integrazione in deroga, che è lo strumento che è stato individuato dal decreto legge del governo per rispondere alle esigenze che si sono determinate con la chiusura di molte imprese e con l'impossibilità di continuare la lavorazione in altre. Molti operatori ci chiedono come deve essere fatta la domanda. Allora ricordiamo alcune questioni. La domanda è una domanda che deve essere presentata dall'azienda. I tempi di presentazione della domanda sono ampli perché è prevista la possibilità di presentare domanda fino al mese di agosto, anche se immaginiamo che rispetto al dibattito che c'è stato in questi giorni, che riguarda soprattutto il fatto di arrivare presto a presentare la domanda, si corre il rischio di avere una prevalenza di domande che vengono presentate nei primissimi giorni. Allora la domanda viene presentata dall'azienda e una delle questioni che viene fuori è come dobbiamo procedere nella esplicitazione di un passaggio che è previsto nella domanda, che è quello della realizzazione della consultazione sindacale. Allora qui dobbiamo distinguere due situazioni. La situazione delle aziende dove è già presente il sindacato e dove esiste una rappresentanza sindacale aziendale, RSU o RSA, nella quale l'azienda attiva nei confronti di questa rappresentanza sindacale una procedura di informazione alla quale può seguire un'analisi, un esame congiunto per capire le motivazioni, per capire le dimensioni, per capire la durata della procedura della cassa integrazione. Diversa è invece la situazione che si viene a creare nelle aziende nelle quali non è presente il sindacato. In queste le aziende devono inviare anche per via informatica, per via PEC, alle organizzazioni sindacali la comunicazione nella quale informano l'organizzazione sindacale della loro necessità di fare ricorso alla cassa integrazione in deroga per far fronte a quella che è la situazione attuale. Questa lettera che viene, questa comunicazione anche per via informatica che viene inviata dalle aziende al sindacato è la prima delle tre operazioni che si possono fare. Di fronte a questa comunicazione delle aziende, l'organizzazione sindacale in termini unitari o in termini singoli può richiedere un incontro per fare un esame congiunto e quindi approfondire i meriti. Questo esame congiunto si può concludere o con un verbale di accordo o con un verbale di incontro che riporta il fatto di quello che ci si è scambiato fra le parti. Questa è la procedura. Di fronte a questa procedura, che è parte integrante della domanda di cassa integrazione, molti chiedono se non si fanno tutti i passaggi, se la procedura non è valida. Allora occorre ribadire che invece l'obbligatorietà
esiste soltanto per il primo passaggio, cioè l'informazione da parte dell'azienda nei confronti delle organizzazioni sindacali della necessità di utilizzare la cassa integrazione. Dopodiché, se nessuno di fronte a questa lettera fa la richiesta di incontro o non venga e quindi non viene attivato il secondo passaggio, quello dell'esame congiunto, comunque la procedura si intende esaurita e a questo punto l'azienda deve inserire all'interno della domanda che rivolge nei confronti dell'INPS il fatto, l'attesto della comunicazione che ha inviato all'organizzazione sindacale. Questo è sufficiente per poter dichiarare che la procedura è stata esaurita e che quindi il percorso di coinvolgimento sindacale è stato sviluppato. Questa è la procedura. Quindi le preoccupazioni che molti esprimono attorno al fatto che il non attivare la seconda e la terza parte della procedura equivalga a una non possibilità di andare avanti a domanda di cassa integrazione è negata, perché da questo punto di vista quello che è obbligatorio fare è appunto il primo passaggio. Cosa deve fare il sindacato nel momento in cui riceve la comunicazione? Ovviamente deve tener conto di quella che è la situazione eccezionale che si viene a creare in questo momento. Cioè, nelle normali procedure di utilizzo della cassa integrazione ordinaria, le domande arrivano scaglionate nel tempo da parte delle aziende, perché le situazioni di mancanza di lavoro che si determinano all'interno delle imprese sono scaglionate nel tempo, e questo permette al sindacato di rispondere a un numero elevato di richieste di incontro che vengono avanzate da parte delle aziende, proprio perché è scaglionato. Secondo, la procedura normale permette di avere un lasco di tempo di almeno 10 giorni per poter effettuare quello che è l'esame congiunto. L'eccezionalità di questa fase invece risulta dal fatto che le aziende presentano la domanda tutte nello stesso momento, perché il periodo di decorrere del periodo di poter utilizzare la cassa integrazione in deroga per l'epidemia va dal 23 di febbraio per 9 settimane in avanti, e quindi ci si deve aspettare che, come sta già avvenendo, che la parte maggiore delle aziende presenti immediatamente quelle che sono le informazioni sul ricorso, di fare ricorso alla cassa integrazione. Il periodo per effettuare l'esame congiunto è ridotto a 3 giorni. Quindi noi rischiamo di avere una situazione, di avere una pluralità di aziende che fanno la comunicazione, di avere dei tempi molto ridotti, di non avere la possibilità di verifica che viene fatta normalmente, che è la richiesta di assemblea e di confronto delle cose che emergono nell'esame fatto con l'azienda, con i lavoratori. Quindi c'è una situazione in questo caso che si sta stressando. Questo comporta l'obbligo per gli operatori sindacali dei vari territori di scegliere le priorità, perché come mi dicono alcuni territori, se arrivano centinaia di comunicazioni relativamente all'apertura della procedura, è chiaro che rischia da questo punto di vista di non esserci materialmente il tempo di fare tutte le procedure di esame congiunto.
Allora è bene da questo punto di vista, avendo la certezza e la tranquillità che il non espletamento dell'incontro per fare l'esame congiunto non è ostativo al percorso di approvazione della richiesta di cassa integrazione, in quanto è sufficiente la lettera di informazione da parte dell'azienda, che le singole strutture territoriali decidano le priorità, che possono essere le aziende nelle quali abbiamo già una presenza sindacale, che possono essere le aziende di una certa consistenza, che possono essere le aziende nelle quali possono emergere delle situazioni di carattere particolare, proprio per evitare che ci sia un eccesso, diciamo così, di situazioni a cui non si può rispondere. L'altra avvertenza che viene fuori e che deve essere così adottata è quella di pensare che tipo di comunicazione fare nei confronti dei lavoratori, visto l'impossibilità di fare le assemblee nella scarsità dei tempi e con l'impossibilità di avere l'assembramento di più persone. Ecco, questo per rispettare quelle che sono le necessità e per svolgere al meglio senza avere un eccesso di angoscia questo compito che è abbastanza importante della parte relativa al coinvolgimento del sindacato nell'approvazione delle domande di cassa integrazione, che rispondono a due esigenze di fondo. Da una parte dare certezza di copertura economica ai lavoratori per i periodi di sospensione, dall'altro di effettuare un passaggio di controllo sociale rispetto all'utilizzo di una provvidenza pubblica.